L'associazione ODS Uomini e Donne della Sicurezza ha lanciato un grido di allarme riguardo la preoccupante situazione lavorativa all'interno della casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento, in una lettera indirizzata al sottosegretario di Stato, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore dell'amministrazione penitenziaria. Ha descritto una realtà operativa insostenibile per la polizia penitenziaria della nostra città. La lettera è firmata dal presidente dell'UDS, Domenico Gianluca Filippone, e sottolinea come gli agenti in servizio presso il penitenziario siano sottoposti a turni massacranti, costretti a lavorare fino a 24 ore consecutive senza riposo irregolare e senza la possibilità di organizzarsi una vita privata e familiare dignitosa. Le turnazioni di norma strutturate in 6 ore sono state frequentemente estese fino a 8 ore. In alcuni casi gli agenti vengono trattenuti per turni notturni dopo aver già prestato servizio per l'intera giornata. Insomma, per l'UDS il sistema è proprio al collasso e le condizioni di lavoro sono insostenibili. Uno degli aspetti più critici è il sovraccarico di lavoro causato dall'assenza di un numero sufficiente di persone. 45 agenti della polizia penitenziaria hanno depositato certificati di malattia, principalmente da stress da lavoro correlato, portando a una cronica carenza di organico che mette in ginocchio l'intero sistema organizzativo. L'UDS inoltre evidenzia il problema delle aggressioni subite dai poliziotti da parte dei detenuti, che rendono una situazione ancora più critica. Gli episodi di violenza che hanno riguardato il personale sanitario del penitenziario sono allarmanti e testimoniano il livello di tensione e di pericolo all'interno dello stesso istituto. Gli eventi critici che si sono registrati dall'inizio dell'anno superano già il numero dei 150, numeri che destano forti preoccupazioni. Pertanto si richiede un intervento immediato delle istituzioni. Nella missiva l'UDS cerca di ripristinare le condizioni di lavoro dignitose, garantendo la sicurezza del personale. L'associazione esprime fiducia nel lavoro del provveditore Maurizio Veneziano, che sta seguendo da vicino la situazione della nostra città, ma ritiene che serve un segnale forte da parte dello Stato per ristabilire l'ordine e la corretta gestione del penitenziario. L'emergenza è ormai degenerata ed è fuori controllo, pertanto chiediamo un intervento urgente e deciso per riportare la situazione sotto controllo, tutelare i poliziotti che da eroi stanno cercando di sopravvivere turni massacranti. Questo nella riga della lettera. La richiesta dell'UDS non si limita pertanto a una semplice valutazione della situazione, ma chiede che vengano rimossi eventuali responsabilità laddove dovessero emergere colpe o mancanze nella gestione dell'istituto.